processo, diciamo, è questo. Abbiamo già detto che c'è un'attenzione particolare alla priorità della comprensione, non si va semplicemente a descrivere, cioè il singolo errore, ma si va a lavorare più sull'aspetto complessivo. E l'altra cosa che io ho visto che è interessante, non solo per gli alunni stranieri, ma in generale, è quello di andare a lavorare anche su feedback rispetto alla verifica che diamo. Allora uno dice, voglio vedere qual è l'insegnante che non chiede ai suoi allievi com'era la verifica, cioè non so, era difficile, era facile, qual è il problema. No, questo di solito tutti lo fanno, perché se facciamo il compito adesso, la volta dopo, quando uno in classe chiede ma com'era difficile, o quando uno la porta corretta chiede. Io ho visto una cosa che funzionava meglio, perlomeno per me ha funzionato meglio, non solo con gli alunni stranieri, parlo proprio in generale, di chiedere un feedback sulla verifica nel momento in cui la stavano facendo. Non so se qualcuno ha mai provato a fare questo, cioè di prendere nella verifica che sei scritta, mettere 3-4 domande del tipo come ti è sembrata il tuo livello, difficile, facile, oppure qual è l'esercizio che ti ha creato più problemi, cos'è che non so, che ti è piaciuto, qual è quello che non ti è piaciuto, cioè ma 3-4 domande così che uno si mette 2 anni. Perché questo è importante? Io ho visto che era importante inserire questa parte dentro la verifica. Per quale motivo? Perché avevo un feedback immediato sulla sensazione dell'allievo rispetto alla prova. Perché se io avessi chiesto dopo, anche semplicemente un'ora dopo, che hanno fatto educazione fisica, una partita di calcio, com'è che è andata la verifica, eccetera, non mi avrebbero neanche risposto, perché magari avrebbero, che cosa? Cancellato quello che era successo prima, soprattutto se qualcosa porta in qualche modo è spiacevole, esatto, è un dispiacere, uno cerca di eliminarla e quindi non si ricorda, tantomeno quando le ha portate uno non si ricordava. Questo perché per me è stato importante? Perché magari se qualcuno mi dice l'esercizio 5 non ho capito la consegna, e magari tanti mi dicono questo, vado a vedere e dico, oddio, forse è vero che è poco comprensibile. Allora, prima di dare anche un voto finale, eccetera, posso intervenire e considerare magari quell'esercizio che conta meno rispetto al resto. Se io invece lo scopro dopo che ho già dato le valutazioni, sì, non è che uno comincia a cambiare i voti, eccetera. Ma soprattutto poi anche su quello che è piaciuto o non è piaciuto, magari uno scopre questo esercizio non mi è piaciuto, questo l'ho trovato più difficile. Riesco a capire anche quali sono le modalità che gli studenti preferiscono, magari quali sono le tecniche che si sentono più adatti, meno adatti, eccetera. Io ho avuto delle informazioni positive così. Qualcuno di voi ha provato a fare oralmente? Oralmente. Se c'è verifica, chiedo cosa dici, ma non scritto. Ecco, io ho trovato qualcosa di positivo, cioè nel senso che perlomeno mi ha guidato anche poi nella correzione, perché se c'erano esercizi evidenziati che avevano creato grosse difficoltà, problematiche, vado a vedere e allora dico, oddio mio, sì è vero, forse probabilmente non hanno capito, allora considero questo. Mi è servito soprattutto per le modalità di trovare esercizi che magari a loro piacevano di più, perché magari uno dice faccio un bel cruciverba, penso che piaccia, scopro che poi nessuno interessa. Un esercizio magari che uno ha fatto in 2 minuti e dice sì, scopre che magari è quello che è piaciuto di più, quindi anche qua non ci sono regole anche nella classe, eccetera. E alcuni testi della scuola primaria che sono difficili non tanto perché possono essere lunghi, eccetera, ma sono concentrati di informazione. Ho una riga, 2 righe, eccetera, talmente dense che per far capire devo diluire le informazioni, cioè non è che devo togliere, devo anzi diluire, perché se no rischio che anche i ragazzi italiani cosa fanno? Mi imparano a memoria le 2 righe, me le riportano, però se io chiedo prova a dirmi con le tue parole quello che hai capito o in altro modo, uno non lo sa fare, no? Quindi è proprio questo. Un altro problema,
secondo me, per aiutare i ragazzi stranieri, ma serve anche ai ragazzi italiani, è che a volte i libri di testo, io vedo, presentano del materiale da cominciare a leggere abbastanza lungo, cioè ti danno una pagina, 2, eccetera, senza guidare la lettura. Cioè uno si trova a leggere magari una pagina, 2 e ha le prime attività poi dietro, giusto? Quello che invece servirebbe è di seguire man mano che uno legge la comprensione con delle attività di supporto dal punto di vista linguistico e dei contenuti. Cioè uno dice, leggo un primo paragrafo, subito una domanda o una piccola attività per verificare: hai fatto questo? Hai capito? Andiamo avanti. Cioè l'aiuto, il supporto per la comprensione, che a volte non c'è. Cioè, ti danno queste pagine e poi gli esercizi dopo. Allora questo secondo me è un supporto sia per i ragazzi italiani ma anche soprattutto per gli alunni stranieri, lingua più i contenuti che devono essere aiutati nella comprensione. L'altra cosa interessante è che proprio anche a livello poi si evidenzia un po' questo, perché gli inglesi sono bravi in questo nell'usare i paragrafi. Cioè gli inglesi, un paragrafo corrisponde a un concetto. Allora da noi in Italia invece a volte abbiamo un periodo lungo, secondario di primo, secondo grado, abbastanza, no? A volte l'andare a capo sembra quasi che uno lo faccia, beh adesso mi pare che è abbastanza già lungo, andiamo a capo. Quindi anche a livello grafico, se è possibile identificare i concetti, gerarchizzare le idee, cioè tutto quello che può aiutare per capire è importante per un alunno straniero in modo particolare, e soprattutto però questo supporto dal punto di vista linguistico dei contenuti con attività man mano che uno va avanti, perché in questo modo uno non si sente abbandonato. Perché io mi immagino già un ragazzo italiano che legge 3 pagine tutte scritte, non è che gli venga tanta voglia. Pensate che un ragazzo straniero trovarsi in un'altra lingua 3 pagine da leggere, magari su argomenti che, non so, storia, dice non trovo neanche la storia che riguarda il mio paese, ma non perché devo per forza, però dice non c'è neanche una motivazione perché devo leggere questo, e già è lungo, quindi per quello c'è bisogno di un supporto, secondo me, proprio dal punto di vista sia del contenuto che in poche parole è la metodologia CLIL. Cioè CLIL, le lingue straniere eccetera, si basa su questo: il supporto per imparare una disciplina attraverso la lingua straniera si basa sul controllo che ho rispetto alla comprensione dal punto di vista della lingua e dei contenuti, che devono andare di pari passo e quindi aiutano a comprendere. Se io lascio la persona da sola, c'è anche un problema che molti studenti stranieri, non solo, anche alcuni italiani che sono così, nel momento in cui io ho una parola che non conosco, mi blocco, cioè non vanno oltre. A volte, infatti, è la difficoltà anche con gli alunni stranieri, sicuramente troviamo questo, ma soprattutto anche con i ragazzi italiani a volte, chi è perfezionista. Cioè si dice 2 persone, chi è perfezionista quando legge un testo trova una parola che non sa, quando uno insegna lingua straniera lo vede, cosa vuol dire questo? E tu gli dici, ma vai oltre, non è la singola parola, intanto cerca di capire e poi ci arriviamo. Però lui non è convinto, cioè nel senso che lui vorrebbe parola per parola sapere tutto bene in modo da avere la comprensione. Lo stesso capita per alcuni ragazzi stranieri, che loro se manca una parola non sanno, si bloccano e non vanno più avanti. Quindi anche qua la difficoltà molte volte è proprio questa: come posso aiutarli a capire come strategicamente uno deve andare oltre e vedere prima il significato globale, non importa se non hai capito tutto, dopo ci arriveremo. Sembra una cosa facile da dire e da fare, ma molti non riescono a superare questo. La distinzione è questa: ci sono delle materie che sono puramente linguistiche e lì purtroppo o c'è la lingua o c'è la lingua, cioè non è che possiamo fare tanto. Ci sono invece altre discipline che oltre a usare la lingua possono usare altri codici, non so, geografia, possono usare delle immagini, delle foto,
fa vedere dei video e quindi i concetti li posso far passare anche in altro modo. Allora in questo caso è molto più facile anche con gli alunni stranieri perché posso introdurre dei concetti non solo linguisticamente ma in altro modo. Nell'altra situazione, se non ho un livello linguistico alto, diventa impossibile. L'altra cosa che è importante sviluppare secondo me per gli alunni stranieri è questa: abituarli a lavorare con le strategie, anche i ragazzi italiani, ma i ragazzi stranieri perché? Vi spiego. Molte volte uno, se non capisce qualcosa, dice non ho capito, non va oltre cercare di. Vi faccio un esempio. Se io prendessi un video di una lingua che non conoscete, non so, il turco qualcuno lo conosce? No. Bene. Faccio vedere un piccolo video di cosa succede dentro un bar. Uno va dentro al bar. Perfetto. 5 minuti. Faccio vedere. Se io chiedessi poi agli studenti vari, anche italiani, visto che è turco, possiamo chiedere agli stranieri, cosa avete capito? La risposta è nulla. Niente, cosa vuole professore? Anche lei che abbiamo capito. Se non sappiamo il turco, mi pare ovvio che non abbiamo capito nulla. Se invece lo facessi vedere a voi, non mi direste niente, spero. Perché? Perché avendo il contesto, al bar, allora, una persona entra. Cosa farà la prima cosa? Saluta. Poi il cameriere cosa gli dirà? Cosa vuoi da bere? Lui gli dirà cosa vuole, poi chiederà quanto costa, probabilmente gli dirà quant'è, poi saluterà e andrà via. Allora, solo lavorando sulle strategie dell'atto comunicativo che abbiamo, uno alla fine dice io so più 3, io più 4, cioè ho individuato magari i saluti iniziali e i saluti finali. Ho magari visto come si dice quanto costa, magari ho capito anche la bevanda, quella che ha ordinato. Capite che io partendo da 0 mi trovo con più 4, più 5, perché ho usato delle strategie dove il contesto. Allora, molte volte quello che c'è da fare, perché c'è una pigrizia non voluta degli studenti, a non usare delle strategie per capire. Cioè, dove la lingua viene deficitaria, vi può creare dei problemi, uso delle strategie, provo a usare delle strategie per poter capire. Allora, questo è quello che deve essere fatto e devono essere aiutati, cioè cercare di lavorare su queste strategie, perché sappiamo i nostri ragazzi, anche quelli italiani soprattutto, una cosa che ho imparato con l'insegnante di scienze, anche se potrebbe essermi utile per storia, giammai la userò perché l'ho imparata a scienze, perché devo usarla durante l'ora di storia, no? Invece ci sono delle strategie, delle cose che sono trasversali. Allora, quello che noi dobbiamo aiutarli è proprio fare questo percorso. Quindi anche il ragazzo straniero, tu non capisci tutto eccetera, però parti dal contesto, ti aiutiamo, vediamo dov'è, lavorare in questo modo. Allora questo potrebbe in qualche modo aiutare, secondo me. Come l'altra cosa che può essere interessante è quella di lavorare creando una sfida. Allora anche qua, in che modo? Per esempio quando uno usa dei video, allora uno fa vedere un video con qualcosa, ok, uno dice dai, guarda per favore state attenti, poi vi faccio delle domande, dovete rispondere, vi prego, dai state attenti, dai che facciamo sto lavoro, sì, dai facciamolo. Se invece io prendo il video e lo faccio vedere senza sonoro, e comincio a dire provate a pensare cosa succede, cos'è, e loro fanno delle ipotesi, quindi anche i ragazzi stranieri fanno vedere qualcosa eccetera. Quando c'è da andare poi che vado a farli vedere col sonoro per far vedere tutto, non c'è bisogno che dico stai attento ti prego che dopo devi rispondermi, dai, perché si è già creata una sfida tale. Vedi che ho ragione io che questa era l'amante dell'altro che ha fatto questo, no, vedi che invece ho ragione io che questo succede in questo modo eccetera, perché ho creato una sfida. A quel punto stanno attenti anche alle virgole che viene detto, quindi per dire strategie, sfida sono importanti per far sì che ci sia un'acquisizione, secondo me, e queste sono tutte cose che potrebbero essere utili. L'ultima cosa veloce, il portfolio, che si può pensare, se c'è un portfolio per l'alunno straniero, per far vedere soprattutto
se uno riesce a migliorare dal punto di vista linguistico, qual è il suo percorso linguistico, quello che migliora, ma quello potrebbe essere anche con le registrazioni che vi dicevo io prima, quindi avere delle piccole registrazioni che vengono messe nel portfolio, per vedere come uno potrebbe in qualche modo modificare, eccetera. Bettinelli stesso dice un portfolio della facilitazione linguistica, dove abbiamo una fase della raccolta di racca di materiali di documentazione prevalentemente di tipo linguistico, ma non solo, e poi come si può arrivare a portfolio dell'accoglienza, la raccolta dati e tutto. Ok, io avrei concluso, spero di aver dato qualche spunto, perlomeno qualche idea su cosa, dove si potrebbe lavorare, e perlomeno anche pensando delle cose. Se poi avete bisogno di informazioni, la mia mail c'è anche il sito dove potete magari scaricarvi alcune cose.